come spazi a rubriche settimanali Nuovi dal mondo. Una delegazione dal Friuli Vignesi Giulia ha visitato queste settimane la Camera di Commercio italiana di Lyon in Francia per intiessi una serie di rapporti con le Camere ital-francesi. Presenza l'assessora regionale a Financis Barbara Zilli, il presidente dall'Ent Friuli Intalmont Loris Basso e il presidente delle scuole mosaichiste di Spilimberg Stefano Lovison, che dopo la visita e Camere di Commercio ha inchiatato il presidente dal Fogolar Furlan di Lyon Danilo Vezio. In città francese è state organizzate una mostre dedicate ai 100 anni di vita delle scuole mosaiciste che la delegazione ha screato ufficialmente. E ho sentito le voci dai membri della delegazione poco dopo la cerimonia di inaugurazione. Ecco, come questa settimana qua si tiene a Lyon, la terza città da Francia, veramente per noi è un onore essere ospitati dalla municipalità di Lyon in questo grande progetto che abbiamo voglia di rappresentare ciò che hanno fatto i Furlans dal mondo. Noi si incalcola il presidente del Fogolar Furlan di Lyon, Danilo Vezio, che proprio è stato formato da scuole mosaicisti dal Friuli. 45 anni presidente del nostro Fogolar. Dimmi perché vi fate queste belle manifestazioni. Ma innanzitutto perché Lyon è l'antica università furlana e tutti nessuno lo sa, ma noi come Fogolar Furlan abbiamo voluto provare al mondo intero che al di fuori del Friuli è una città che si chiama Lyon e che è furlana. Una città d'arte perché i furlani hanno fatto mosaici di un gran valore, mosaici monumentali e si inventato proprio che hanno fatto di Lyon una città d'arte. E vogliono fare in molte maniere che si riconosce che i furlani sono stati che hanno fatto belle città, bei lavori straordinari. E questo bisogna farlo sapere al mondo intero. I siamo furlans e non siamo sconosciuti. Questo è importante di farlo sapere. E quasi anche in occasione dei 100 anni da scuole del mosaico di Spilimberg, che si incalcola il presidente Lovison che ci ha onorato la sua presenza. Sì, grazie intanto, questa è una bellissima iniziativa, abbiamo aderito molto volentieri a questa data qui in terra di Francia, a Lyon. Stati invitati proprio dalla regione Friuli Venezia Giulia, dall'ente Friuli del Mondo, dal Fogolar Furlan di Lyon. Infatti questa grande mostra proprio per onorare i 100 anni dalla fondazione della scuola. Sarà una grandissima occasione, incontrare tanta gente dal nostro territorio, dal nostro Friuli e che sta da qui tanti anni in Francia. Ecco, a legittimare questo progetto che abbiamo fatto a Lyon e anche la presenza della regione, quindi ringrazio anche Barbara Zilli per essere intervenuta e si donge all'ente Friuli del Mondo, ma soprattutto ai furlani. Grazie Presidente, non potevi mancare questa meravigliosa occasione di dimostrare che il lavoro dai furlani, che è arte, in quel caso qui, è arrivato in tutto il mondo, lo sapete, tramite la laboriosità di tutti i furlani, ma anche tramite la grande maestrie dai artigiani dal mosaico di cui festeggiamo appunto i 100 anni. L'occasione è meravigliosa a Lione, che nos hanno vier gli squarti, sento un contesto che è un dei migliori al poi di sei e noi siamo ovviamente contenti di sei chi ha rappresentato un territorio che è il Furlan, che ha la tanti di anche mo e quindi non dome di contare la sua storia, ma soprattutto di costruire insieme a che i giovani che lavorano con queste grandi maestrie il domani. Alle dut parusgnot, gnovis al torne doman, buine serade e mandi.